Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete vedere siamo all'interno della nostra della nostra solita partita durante un attacco ribelle. Allora, neanche sono entrati in partita, ci sono i ribelli che stanno marciando verso una torretta di guardia. Credo che abbiano scelto... infatti qua ci sono anche due pattuglie nemiche che stanno cercando di distruggere, tre pattuglie che stanno cercando di distruggere l'unica torretta che avevo posizionato. Imposta priorità elevata. Vediamo se possiamo sconfiggerli anche stavolta. Devo aumentare il numero di torrette di guardia e soprattutto potenziarle. Qui li abbiamo uccisi. Adesso stiamo cercando di andare 42-48 mila dollari. Allora, facciamo così. Torri di guardia. Qua ce n'è una. Ho paura che distruggano la fabbrica di sigari. 2, 3, 4. E qua adesso vicino alla centrale nucleare dobbiamo metterne diverse, Per esempio una qui e una qui. Perché, ecco, già hanno distrutto l'unica torretta di guardia che avevamo disponibile. Adesso stanno andando a rompere le scatole a queste... Presidente, ti ricordi quello spettacolo por il... abbiamo sbloccato delle nuove abilità per i dirigenti. Vediamo di ricostruirla. Maledetti questi ribelli. Incursione ribelle maggiorata per i prossimi anni. Dai. Ho speso intanto un bel po' di soldi per costruire delle nuove torrette. Vediamo se riusciamo ad eliminarli a questi. Forza. Qua abbiamo i panzer che attraversano la strada. Allora, visto che abbiamo un bel po' di soldi, con questi soldi finiamo la centrale nucleare innanzitutto. Poi qua abbiamo la prigione. Avevo visto qua il signore del crimine. Eccolo qua. Signore del crimine, arrestiamolo. Perfetto. Abbiamo 15 posti liberi in prigione, quindi possiamo arrestare fino a 15 persone. Vediamo qua se troviamo qualche altro signore del crimine o qualche altro ribelle che non sia coinvolto in battaglia. Forza! Vediamo di eliminarli tutti perché non possiamo aspettare così tanto. Intanto stiamo esportando petrolio. Qua che c'è? Perché non stiamo producendo? I banchi di pesci si rigenerano anche mentre vengono sfruttati. Perfetto. Il pontile esaurisce i banchi di pesce, va bene. Qui invece... Ok, la stessa cosa. Così abbiamo anche una continua affluenza di pesci. Ok, ha ripreso a lavorare. Abbiamo speso sti 40.000 dollari come se niente fosse per colpa di questi dannati ribelli che non riusciamo ad eliminare. Forza! Stanno arrivando i panzer, stanno arrivando tutti. Una nuova missione intanto. Dopo qualche problema... Ok, esportiamo ancora petrolio. Forza, li eliminiamo, finisce questa dannata guerra. Combatteremo nelle strade. Una strade. squadra bella tosta, Forza. Forza. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Forza. Oh, aspettate. Ai ai Eccoli, ai. arresta. Come posso aiutarti? E arresta. Subito. Altri 40.000 dollari, 50.000 dollari. Allora ragazzi, dobbiamo investire questi soldi molto bene. Diamo un'occhiata qua. Qua, vediamo, allora, due ribelli li abbiamo presi nuovamente. Si erano ritirati, siamo riusciti a beccarli prima che si dileguassero nell'ombra. Allora, 50.000 dollari abbiamo messo. E il problema è che possono anche loro... vediamo la fedeltà dell'esercito. Possono anche... Ecco, la fedeltà dell'esercito è moderata. Possono anche passare dalla parte dell'esercito e convertire uomini, diciamo, dell'esercito nella loro causa. Quindi attenzione. Una nuova base militare io la metterei, anzi metterei una nuova caserma proprio in questa zona. Perché mi è capitato in tante altre partite che loro, dopo varie volte che non riuscivano a vincere, diciamo, convincevano una buona parte del nostro esercito a unirsi alla loro causa. Quindi c'è anche questo pericolo. Dobbiamo cercare di tenere sempre sotto controllo il nostro esercito. Allora, qui... Vediamo di aggiungere lo squadrone della morte personale. Ok. Nelle caserme le cose vanno bene. Nelle torrette che adesso stiamo ricostruendo io aumenterei un po' la paga e le migliori... Il mondo è vittima di una grave crisi energetica. Il prezzo del petrolio cresce di ora in ora. Dobbiamo approfittare di questa situazione. Allora, storci entrambi più 50% al prezzo del petrolio per 2 anni. Sì, perfetto. E adesso noi in ambasciata vedremo di lodare Era nuovamente... solo questione di tempo prima che i sovietici volessero la loro parte. Allora, devi decidere quale superpotenza appoggiare per esercitare il suo controllo sulla nuova nazione. Allora, sosteniamo gli Stati Uniti. Perfetto, così abbiamo recuperato anche quel 10% che abbiamo perso con la missione precedente. Abbiamo
come potete vedere, il 100% con gli Stati Uniti e possiamo addirittura creare un'alleanza. Riceverà una richiesta speciale dalla potenza completa per siglare Rus l'alleanza. ha scoperto il nostro progetto. Dobbiamo... No, stanno arrivando i russi. Proprio adesso... No, 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 no. I nostri uomini erano qua sotto. Ma dai. Ragazzi, forse ho sbagliato. Adesso... Forse la partita... la perdiamo. Perché ho fatto questa cosa? Potevamo aspettare un attimo. Non pensavo che arrivassero così i russi. Sarà una cosa dolorosa. Dai, dove sono tutti i nostri panzer? Erano ancora qua sotto. No! Perché qua imposta priorità elevata? Qua. Qua, qua. Forza, muovetevi di là. Stanno partendo. Ma non ci credo. Mi sono andato a uccidere con le mie mani. Dai ragazzi, vedete di farcela. Non faresti mai del male a una donna, vero? Mitragliatrice. No, 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 no. No, la distilleria di rum no. Ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti. Ah? Ci sono ancora altri ribelli? Ah sì, qua. Vediamo, dai, forza. No, vogliono distruggere il conservificio. Dai, dai, uccidiamoli. Meno male che abbiamo i nostri panzer del presidente. Forza. Non me lo immaginavo comunque. Guardate quante missioni. Qua, priorità elevata, priorità elevata. Ok. Ce ne sono ancora? Ma non stiamo avendo pace. Non stiamo avendo pace. Ho sentito che le cose non vanno troppo. Ok, esportiamo le Dobbiamo risorse renderci agricole. indipendenti dai combustibili. Ok. Ah, quanto mi... Allora ragazzi, con calma. Intanto voglio vedere se siamo riusciti ad eliminare tutti i ribelli o anche invasori. Il supermercato inizia a generare piccoli profitti, magari direttamente... No, no, questo per adesso non mi interessa. 77.000 dollari. Voglio vedere se siamo riusciti a sconfiggere i sovietici. Ce l'abbiamo fatta? Presidente? Vediamo, allora, con calma, ci sono dei problemi, aumentiamo il numero di persone all'interno delle nostre postazioni petrolifere perché dobbiamo esportare il petrolio in maniera più decisa visto che i prezzi sono aumentati. Amministratore, il numero massimo di clienti no. Facciamo ragazzi una bella pausa perché voglio capire cosa sta succedendo. Allora, qui stiamo costruendo questa caserma, laggiù la centrale nucleare ormai è pronta e infatti siamo riusciti a ricoprire quasi tutta l'isola, infatti aggiungiamo una sottostazione elettrica qui. Nella centrale nucleare il budget lo aumentiamo e mettiamo un, vediamo cosa, un tattico, l'edificio è più resistente agli attacchi perché se questa dovesse essere distrutta ci sarebbe un aumento della radioattività ambientale in questa zona tale da poter contaminare l'isola appunto e non potrebbe viverci più nessuno. Smaltimento scorie, annulla tutto l'inquinamento generato dall'edificio. Arricchimento dell'uranio, la centrale genera profitti ma la quantità... no. Allora abbiamo aumentato la paga. Poi vediamo cosa possiamo fare. Qui se non sbaglio c'erano dei pozzi petroliferi fermi. Fracking, l'efficacia aumenta di 20 ma il pozzo petrolifero genera un po' di inquinamento in più. Va bene. Per il momento attuiamo il fracking solo in uno. In questo qui e in questo no, perché questo è più vicino alle zone. No, ormai l'abbiamo attivato, peccato. Nessuno. Allora, ecologista, aumenta la bellezza nelle vicinanze. Va bene. E in questo mettiamo un... dov'era? No, magnate. L'efficacia dei minerali petrolifero aumenta di 10, perfetto. Dobbiamo sfruttare il petrolio in questi 2 anni principalmente. Torre di guardia, attuiamo un attimo... Ok, vediamo di costruire troppo distante dalla rete stradale. Ma dai. Ecco, ora potete arrivarci. Costruzione rapida, adesso dovremmo ricoprire, credo, tutta... Ancora no. Voglio ricoprire tutta l'isola. Pure qua. Costruzione rapida. Ok, ci siamo qua. Ora abbiamo ricoperto tutta l'isola, perfetto. Rimangono alcune piccole zone, però va bene. Allora, le missioni... adesso sono le seguenti. Dobbiamo potenziare la nostra centrale qua giù per avere una considerazione maggiore da parte degli ambientalisti con le turbine a gas in modo tale da utilizzare gas naturale al posto del carbone. La qualità del lavoro aumenta e riduce l'inquinamento. Filtro antinquinamento, adesso che abbiamo un po' di soldi lo possiamo fare. Dobbiamo renderci indipendenti. Oh, io l'ho fatto il potenziamento. Ah, volete addirittura un'altra? Abbiamo reso la nostra ecco. isola più verde.
Ed essere verdi equivale a essere rossi. Le tue azioni possono non avere effetti positivi, ma avvicinano il nostro glorioso futuro. Allora, una nuova ricompensa verde, 2 centrali di smaltimento gratuite, andiamo a prenderle subito. Eccole qua. Qua l'inquinamento, ragazzi, è drastico. È arrivata a livelli mostruosi, quindi mettiamo una bella centrale, 2 belle centrali di smaltimento qua giù, anche se l'inquinamento è, va bene che laggiù sia elevato perché avevamo destinato quella zona all'inquinamento. E allora andiamo a posizionare quest'altra centrale di smaltimento qua giù. Ok. No, dobbiamo scegliere una bella zona, ecco, proprio qua, vicino agli appartamenti, potrebbe essere adatta, proprio qua dietro, per ridurre l'inquinamento. Ok. Perfetto. Un secondo di pausa, ragazzi, un attimo. Ok. Eccomi, in arrivo. C'era la porta aperta. Va bene, riprendiamo. E allora, ho posizionato la centrale di smaltimento qui. Ce ne manca un'altra per completare la missione. E noi adesso andremo a collocarla immediatamente. Vediamo dove. In questa zona qui, no, perché è la zona, diciamo, più bella. Vediamo invece qua giù come va. Questa zona è parecchio inquinata, ma è giusto che sia così, non ci vive nessuno. Io la aggiungerei la terza. Qua, dai, ci sono anche delle case. Cerchiamo di ridurre un po' l'inquinamento. Andiamo qua, se si può mettere. Qua sarebbe perfetto, sotto la montagna, no? Va bene, qua. Allora. Le 3 centrali di smaltimento verranno collocate tra poco. A livello di ricerca, tra 4 mesi completeremo l'aeroporto. E stranieri ingenui, sì, potrebbe essere utile per attirare più turisti. E adesso, allora, facciamoci un giretto nella zona. Ma perché non vuole lavorare nessuno in questo supermercato? Ma io non capisco. Abbiamo una scuola superiore. Ne abbiamo messe 2 scuole superiori, se non sbaglio. Ecco, aumentiamo anche la paga a tutte. Oh, eccoli qua. Dove sono le scuole superiori? Ne abbiamo messe 2. Una qua. Ecco qua. Mettiamo un amministratore. No. Mettiamo un proprietario. No. E che cosa posso mettere? Nella scuola per adesso non mettiamo niente. Allora, nella raffineria mettiamo un agitatore, così aumenta l'approvazione da parte del regime. Qua nella chiesa pure l'agitatore, perché serviva il consenso da parte dei religiosi. Qui possiamo mettere un proprietario, anzi il proprietario lo mettiamo qua, che aumenta la qualità abitativa nelle vicinanze. Perfetto. Qui non c'è nessuno, mettiamo un taccagno. No, quale taccagno? Amministratore. No, l'amministratore serve in queste zone qua. Perfetto, così abbiamo il maggior numero di clienti che vengono serviti. Come potete vedere, nella zona della politica abbiamo, per quanto riguarda le fazioni, ecco, 286 votanti per quanto riguarda i religiosi. Siamo amati dai comunisti, 316 votanti. Positiva per quanto riguarda gli ambientalisti. Dobbiamo vedere un po' di fare qualcosa anche per i religiosi. Quindi mi sembra che c'era una missione qua emana l'editto proibizionismo. Proibizionismo però creerebbe, penso, un bel po' di problemi. Vediamo dov'è. Blocca tutte le distillerie. È dura, È dura. Non possiamo farlo al momento. Al momento non possiamo farlo. Comunque, per ridurre la criminalità, io volevo dare un'occhiata qua. Ecco, al tuo servizio. Arresta signore del crimine. Vediamo qua se vediamo altri ribelli, perché Presidente? va bene. Oh, ma ci siamo alleati con questi Stati Uniti o no? Ah, sì, ci siamo alleati. Quindi siamo alleati degli Stati Uniti. Perfetto, siamo adesso protetti anche da loro. Qua le corazze reattive ce le abbiamo. Cosa dovevo fare? Volevo fare qualche piccola miglioria. Ah, ecco qua. Perché qua non vuole lavorare nessuno? Salviamo. Io volevo aumentare, ecco, a tutte le nostre torrette la paga. Infatti, vediamo il consenso da parte dell'esercito. Moderato. Ribelli noti sono 4. Al tuo servizio. E sono questi. Arrestiamo uno. Al tuo servizio. Questo no.
Ah, perfetto, già lo Saluti. stavamo arrestando e arresta pure questo. Ai ai ai! E questo è stato già emanato un ordine di cattura, perfetto. Vediamo la prigione com'è. 1 su 15, adesso stanza delle punizioni, arresta automaticamente i signori del crimine e leader ribelli, perfetto. Così non ci preoccuperemo più di questo, di effettuare appunto questa azione. Vediamo di far sviluppare un po' qualche altra cosa. Vediamo, raffineria ce l'abbiamo. Vediamo qua come va la felicità. 52 intrattenimento, il cibo sta scarseggiando. Vediamo di aggiungere che cosa? Un caseificio, questo potrebbe essere importante. Lo mettiamo in questa zona qua. Perché non lo posso mettere? Degli oggetti sottostanti bloccano la costruzione? E allora noi andiamo e lo mettiamo qua giù, perché adesso metteremo anche delle fattorie meccanizzate, le quali genereranno dei prodotti molto interessanti, ovvero latte, lana e cose, robe varie, dal grano. Grano ne abbiamo tanto, se non sbaglio. Vediamo, facciamo altre piantagioni di grano, perché lo dobbiamo anche esportare. Una. Va bene, qua sul giallo, ma va pure Presidente, bene. abbiamo L'aeroporto è stato sbloccato. Altra piantagione di grano qua giù. Queste le facciamo proprio immediatamente. Ok. Le fattorie meccanizzate pure. E qua pure. Facciamo tutto molto in fretta. Nelle piantagioni di grano già ci lavora. L'efficacia aumenta di mese in mese dopo la realizzazione del potenziamento. Potenziamo, ragazzi, il grano turco in maniera decisa. Mettiamo come al solito qualche altro ufficio di camionisti in questa zona, perché potrebbe servire. Costruzione rapida. Eccolo qua. E benissimo, le fattorie meccanizzate adesso ci sono. L'efficacia di impiantazione standard idroponica alle vicinanze aumenta di 10. Perfetto, aumenta di 10, ma anche il budget. No, questo non la teniamo. Fertilizzante organico, perfetto. Fornisce intrattenimento agli operai del caseificio. Aumenta la quantità di formaggio prodotta con le medesime materie prime. Ottimo, ragazzi, stiamo raggiungendo adesso livelli interessantissimi grazie a questo periodo d'oro. Perché il petrolio appunto lo stiamo vendendo al 50% in più e quindi stiamo guadagnando davvero tanto. Il cibo adesso è aumentato, perfetto. L'intrattenimento invece ancora no. Come intrattenimento che cosa abbiamo? Il cabaret, le antiche rovine, il casino, il cabaret l'abbiamo messo, le antiche rovine abbiamo messo tutto. Invece a livello del turismo possiamo collocare il nostro aeroporto abbastanza vicino alla nostra zona turistica. Per esempio qua può andare più che bene. No, più che aeroporto, prima penserei alla fabbrica di veicoli, perché è interessante. Sono infuriato. Non posso Ancora, attacco ribelle. Dobbiamo confrontarci nuovamente con i ribelli. Vediamo dove sono. Ribelli. Vediamo dove sono. Sono tutti in questa zona. Meno male che qua le torrette ci sono e possono dargli un po' di fastidio. Mettiamogli le mitragliatrici. Una. Imposta priorità elevata. Stanno partendo di nuovo i carri armati. Visto che ci si... Allora, vediamo come va qua. Perché non genera niente? Uranio 240. Ma la nostra miniera di uranio che sta facendo? Modernizziamola. Perché non lo producono? Mentore? No. No, non c'è bisogno di mettere niente. Perché questa centrale nucleare qua giù? Oh, adesso sta generando un bel po'. Perfetto. E possiamo mettere la nostra fabbrica di veicoli. La mettiamo qua giù. Qua c'è un giacimento di bauxite che adesso andremo a sfruttare con la nostra miniera. La potenziamo, è troppo lontana dalla rete stradale, ma adesso noi risolviamo tutto. Costruzione rapida. Qua c'è ferro che pure adesso non ci interessa. Modernizziamo solo questa. Quella la lasciamo per adesso come era prima. E mettiamo magari... Che cosa? Taccagno, il budget è stato ridotto al 10%. No, non mettiamo niente. Questa deve essere costruita abbastanza in fretta. Ragazzi, no. Qua dobbiamo difenderci. Ma quanto ci vuole per spostarci? Loro, questi maledetti, attaccano sempre. Guardate che adesso dobbiamo ricostruire la fabbrica di sigari perché il nostro esercito non arriva. Guardate, dobbiamo spendere, guardate quanti soldi adesso dobbiamo spendere.
Meno male che si sono spostati verso il centro. Ma guardate quanto tempo che mi fanno perdere questi qui. Qua ci doveva essere una Ragni caserma. tropicali giganti, presidente. Non è possibile, oh, non è possibile. Aggiungiamo una caserma. Qua dobbiamo velocizzare la costruzione di questi edifici qui. Non è possibile rischiare così tanto. Guardate quanti soldi che stiamo perdendo per questi ribelli ogni volta. Forse le mie accurate previsioni contenevano un piccolo... Allora, stiamo facendo tutto ciò. Ragazzi, facciamo una cosa. Una nuova centrale di smaltimento la dobbiamo fare. Allora...